Ancora fiamme sul Carso con un nuovo rogo a Devetacchi sul vallone italiano. Oggi sorvolo del vicegovernatore delle zone devastate dalle fiamme, stasera elettroshock, il punto dopo una settimana di fuoco. Tragedia della strada, Rauscedo di San Giorgio da Richinvelta. Un 28enne di Spilimbergo ha perso la vita mentre era in sella alla propria moto e è morto a causa dei numerosi traumi riportati. A Roma il tavolo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il gruppo Varsila, confermati dall'azienda 450 licenziamenti, dura reazione di politica e sindacati, presidio alla Modin di Amaro, la CGIL sarà un autunno caldo. Storia d'amore a Colloredo di Montalbano nella scuderia Bellavista Cavalli, un poledrino rifiutato dalla madre è stato adottato e salvato da una cavalla arrivata da Piacenza che aveva perso il suo piccolo, i due ora sono inseparabili. Il mercato cambia volta alla difesa dell'Udinese, partiti Maria e Perez, sono arrivati 4 nuovi giocatori, mister Sottilli li ha provati tutti in diverse posizioni nel campo, ma restano da scegliere i titolari. Ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Non c'è pace quindi per il Friuli Venezia Giulia, quando la situazione sembrava sotto controllo è divampato un nuovo incendio a Devetacchi sul Carso Goriziano, dove sono subito entrati in azione i Canadair. Oggi il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha effettuato un sorvolo sulle zone colpite dalle fiamme, constatando, e lo vedrete, il grande livello di devastazione. Sentiamo. Le immagini parlano da sole e dicono tutto. Ecco la devastazione del Carso e della Varresia viste dall'alto, dall'elicottero della Protezione Civile con il quale il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha potuto constatare l'attuale situazione sul fronte degli incendi. Decine di ettari di vegetazione portati via dalle fiamme che hanno messo in ginocchio il Friuli Venezia Giulia nel corso dell'ultima settimana. Il sorvolo di oggi si è concentrato nella zona del Carso, dove nel pomeriggio un nuovo rogo è divampato a Devetacchi, sul versante goriziano del vallone. Immediato l'intervento dei Canadair che hanno parzialmente contribuito a contenere le fiamme in una zona che resta impervia e difficile da raggiungere. La differenza nelle prossime ore, come spiega il sindaco di Doberdo del Lago Fabio Vizintin, potrebbe farla il vento. A causa dell'incendio Terna ha disattivato l'elettrodotto per consentire l'intervento dei Canadair, il che potrebbe ripercuotersi sulla rete nazionale creando dei disagi, anche se al momento i tecnici stanno gestendo la situazione e non ci sono particolari allarmi. Se il Carso riprende a bruciare, la Varresia resta alle prese con le operazioni di spegnimento e le complicazioni riguardanti la viabilità. La strada alternativa, che potrebbe togliere dall'isolamento la popolazione, sarà completata venerdì, come assicurato dal vicegovernatore Riccardi, dopo un vertice tenutosi sul cantiere alla presenza del prefetto di Udine, del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del commissario DR e dei sindaci di Resia e Risiutta. I residenti comunque continueranno a essere scortati per scendere. E il vicepresidente della regione, che sarà ospite questa sera a Elettroshock a partire dalle 21, questa mattina ha fatto il punto della situazione degli incendi in regione che per la maggior parte sono sotto controllo. Servizio. Sicuramente l'area colpita è molto vasta, vederla da sopra fa impressione per la vastità e fa impressione per vedere con precisione fino a dove era arrivata, cioè l'ambito delle case. Quindi anche il lavoro di evacuazione che è stato fatto è stato un lavoro straordinario. Io stamattina sono venuto anche a ringraziare tutti i volontari del sistema di protezione civile, i Vigili del Fuoco, la Forestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, qui c'erano anche i sindaci che sono stati nella catena ovviamente determinanti, e adesso c'è la conta dei danni e capire soprattutto quali sono le misure in futuro da poter applicare per cercare di contenere fenomeni che purtroppo fanno parte della natura. E certo, di queste dimensioni tutti, anche i più esperti, dicono che nessuno aveva mai visto una cosa del genere. Lo Stato è stato presente con grande intensità nell'invio dei mezzi Canadair, non abbiamo visto mai che tanti Canadair insieme ad affrontare questa cosa, quindi io non posso non riconoscere all'IGR Cuccio, al capo dipartimento nazionale della protezione civile, di aver affrontato i due punti più critici che si sono presentati, che riguardavano noi e riguardavano la Toscana. Poi si sono estesi ad altre regioni, ma noi abbiamo avuto una reazione pronta. Io
Di questo voglio anche ringraziare l'IGL Curcio, il governo rispetto a quello che è stato fatto in termini di disponibilità e di necessità che noi avevamo. Sono invece in fase di spegnimento i roghi sulla montagna pordenonese, l'attività dei mezzi aerei e la pioggia hanno fatto sì che le fiamme siano state arginate. Roghi sotto controllo nel Pordenonese, l'incendio sul Monte Rauta Frisanco è praticamente spento anche grazie alle piogge della serata di martedì che hanno dato manforte ai carichi d'acqua riversati dal cielo dagli elicotteri della protezione civile e dai Canadair impegnati sul posto. La situazione al momento non desta più preoccupazioni. Ad ardere era una zona boschiva sulla vetta del monte, ben lontana dalla popolazione. Il pericolo era quello che l'incendio scavallasse sull'altro versante, ma l'attività dei soccorritori, vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale regionale ha evitato il peggio. A seguire le operazioni anche il sindaco Sandro Rovedo, che dopo 2 giorni di ansia può tirare un sospiro di sollievo. Restano comunque pesanti i danni ambientali con ettari di bosco andati in fumo. La tensione resta comunque alta perché il rischio che i focolai riprendano vigore c'è ancora. In miglioramento anche la situazione a Clout in Val Settimana. Anche qui elicotteri e Canadair hanno fatto la loro parte e dalla serata di ieri le fiamme non ardono più. Il monitoraggio su tutta la zona resta attivo. Saranno celebrati domani alle 11 nel Duomo di Cividale del Friuli i funerali di Elena Loduca, la 56enne deceduta giovedì scorso dopo essere stata travolta da una caccia nel rogo di Vampatto a Cialla. Sempre giovedì a Prepotto, per ordine del sindaco Maria Clara Forti, è stato proclamato il lutto cittadino in segno di ricordo e rispetto verso la concittadina. Proprio nella sede della Protezione Civile regionale di Palmanova, dal giorno della sua morte, le bandiere della struttura sono posizionate a lutto. Ora parliamo di maltempo, il maltempo che aveva colpito 3 comuni, a Roveredo Empiano, San Quirino, Fontana Fredda. Ebbene, i 3 sindaci hanno chiesto oggi alla Regione lo stato di calamità naturale. Nei cittadini che ho incontrato, ha spiegato il sindaco di Roveredo, Paolo Nadal, ho visto disperazione ma tanta voglia di ripartire al più presto. Sentiamo. I sindaci dei 3 comuni maggiormente colpiti dal maltempo, Roveredo Empiano, San Quirino e Fontana Fredda, hanno presentato questa mattina alla Regione la richiesta di risarcimento per danni da calamità naturale. Impossibile fare delle stime, ma Friuloves Banca ha deciso intanto di stanziare 5 milioni di euro per coloro che hanno patito danni. Una somma che a condizioni agevolate famiglie e aziende potranno iniziare a richiedere da subito rivolgendosi alle 23 filiali della banca attive sul territorio, anche nel caso non avessero stipulato un'assicurazione sulle loro proprietà. Durante la giornata sono andato a visitare alcuni agricoltori, oltre alla disperazione di quello che c'era e di quello che si vedeva, però non c'era rassegnazione, quindi la voglia di ripartire, di ricominciare. E così tutti noi faremo, ricominceremo, ripartiremo e senz'altro speriamo che lo Stato e la Regione possa sostenere questa nuova start-up, questo nuovo riavvio. Difficile per il sindaco dimenticare scene come quelle viste lunedì notte. Il ricordo principale è la velocità con cui è avvenuto tutto, tempo di accorgersi che stava arrivando qualcosa, non abbiamo avuto, io e mia moglie, neanche la possibilità di chiudere tutti gli scuri, ecco, e soprattutto vedendo dalla finestra la velocità del vento, proprio come maltrattava le piante che abbiamo in giardino e questo ci ha colpito molto. La cronaca, tragedia della strada ieri sera a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, un 28enne di Spilimbergo ha perso la vita mentre era in sella alla propria moto, per lui inutili tentativi di soccorso, è morto a causa dei numerosi traumi riportati. Incidente mortale quello avvenuto ieri sera poco dopo le 21 a Rauscedo nel comune di San Giorgio della Richinvelda. Per causa al vaglio dei carabinieri di Spilimbergo intervenuti sul posto per i levi di legge, a perdere la vita è stato un 28enne, Zachary Yoda, che dopo aver perso il controllo della propria moto è finito fuori strada lungo via Ruggero Forti. All'incidente ha assistito un amico che era su un'altra moto e che ha allertato i soccorsi. Nel violento impatto il giovane, originario del Burkina Faso e residente a Barbeano di Spilimbergo, ha riportato diversi traumi e per lui non c'è stato nulla da fare. Inutili tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 sul posto con ambulanza e dell'Issoccorso, oltre ai vigili del fuoco. Il sindaco Michele Leon, avvisato dell'accaduto ma impossibilitato a raggiungere il luogo dove si era verificata la tragedia, ha chiesto di essere rappresentato nella circostanza dall'assessore D'Andrea.
Un 28enne è stato condannato dal Tribunale di Gorizia a una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione domiciliare per le ripetute violenze fisiche e psicologiche compiute ai danni della compagna in stato di gravidanza e della figlia minore. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della polizia giudiziaria che hanno appurato i maltrattamenti che le 2 donne subivano, atteggiamenti e violenze che con il tempo avevano anche determinato una condizione di prostrazione psicologica e di totale sudditanza da parte delle vittime nei confronti uomo che è stato punito con il divieto di avvicinamento ai figli e alla donna, ed è arrivato per il 28enne la condanna con il rito abbreviato. Ed è di 3 persone ferite al bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina in via Pedrina a Pasiano di Pordenone per causa del vaglio dei carabinieri di Fontana Fredda. A scontrarsi alle 10:30 sono state 2 auto, una persona a causa del violento impatto è rimasta incastrata all'interno del veicolo, era cosciente ma è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e quindi il personale medico del 118, nessuno è in pericolo di vita. E poi un altro incidente con 3 veicoli coinvolti invece è successo alle 16:30 a Fontana Fredda, all'altezza dell'incrocio semaforico tra la Pontebana e le vie Guerazzi e Carducci. Dalla prima ricostruzione effettuata ai carabinieri della stazione locale, queste le immagini, pare che un'auto condotta da un uomo che da Sacile stava andando verso Pordenone abbia attraversato l'intersezione nonostante il colore del semaforo in quel momento fosse rosso. Conducente dei 3 veicoli feriti sono stati condotti all'ospedale di Pordenone. Infortunio sul lavoro invece oggi pomeriggio alle 17:30 all'Adreosso di Palmanova, un operaio straniero di 42 anni è rimasto schiacciato all'addome dal rimorchio di un camion che lui stesso stava spostando. L'uomo è stato trasportato sul posto per gli accertamenti i carabinieri e il personale dello Spisal. Sono stati sorpresi mentre dopo aver rubato alcune magliette tentavano di darsi alla fuga. 2 cittadini croati sono stati denunciati dai carabinieri, 2 avevano trafugato dall'outlet di Palmanova e ad accorgersi del furto un addetto alla vigilanza. E ora passiamo alla cronaca sindacale. Si è tenuto oggi a Roma il tavolo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il gruppo Wärtsilä che ha annunciato 450 licenziamenti, nessun passo indietro dall'azienda, dura la reazione della politica e dei sindacati. Nessun passo indietro, Wärtsilä al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico conferma la volontà di licenziare 450 lavoratori dallo stabilimento di Trieste dopo la dismissione di una linea produttiva. Il presidente Hakan Agnevall ha parlato di una decisione difficile che verranno seguite tutte le procedure previste. Trieste resterà comunque centrale per altre attività e per 500 lavoratori. Durissima la replica della politica con il ministro Giancarlo Giorgetti che ha interloquito anche privatamente con i finlandesi, ma questo non è bastato. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha ricordato gli ingenti fondi pubblici ricevuti dalla società, sottolineando come il problema non sia la sostenibilità economica ma la dismissione sia una scelta politica e verrà ribadito a livello europeo come sia un fatto molto grave. Proprio il presidente nei giorni scorsi aveva auspicato che l'Italia intervenisse in maniera dura anche sul possibile ingresso nell'Unione Europea della Finlandia, visto che proprio dal governo erano arrivate rassicurazioni sul futuro dello stabilimento. I sindacati intanto ribadiscono la richiesta di una nazionalizzazione dell'industria e annunciano la mobilitazione. Presidio nel pomeriggio e per il 4º giorno consecutivo dei lavoratori della Modin, questa volta ad Amaro, protestano contro le difficili condizioni di lavoro determinate dal gran caldo di questi giorni e ribadiscono le loro richieste sul premio di risultato che attendono da lungo tempo. Andiamo a vedere. Alla Modin di Amaro i dipendenti hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento in segno di protesta contro i premi di produzione ritenuti irrisori rispetto all'impegno profuso negli anni. Lo stato d'agitazione fa seguito a quello dello stabilimento Modin di Pocenia. La motivazione che li ha spinti a incrociare le braccia è il gran caldo che stanno sopportando in questi giorni all'interno dei capannoni, senza che la direzione aziendale prenda provvedimenti, pur essendo la ditta specializzata nella produzione di elementi di refrigerazione industriale. Abbiamo avuto dei malori in azienda e questo ci ha spinto ad accelerare i tempi. I colleghi ci segnalavano la mancanza d'aria, quindi abbiamo deciso in 15 minuti di intervenire, di portarli fuori dallo stabilimento a prendere aria. In questi anni abbiamo sempre dato il massimo e abbiamo cercato sempre il raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci venivano richiesti
e le persone sono sempre state presenti in azienda, questo non ha pagato. Praticamente siamo dei numeri, adesso siamo arrivati al culmine, siamo stufi e infatti vista la grande rappresentanza oggi di operai che si è presentata fuori dai cancelli fa capire veramente il livello di allerta che c'è in questa azienda. Sono qui dal 2000, penso di essere, non dico tra i più anziani, ma ho un po' di anzianità. Devo dire che è la prima volta in tanti anni che veramente vedo un po' di unione, tanta unione tra i colleghi, sia noi che i nostri colleghi di Pocenia, quindi penso che sia un buon segno. I casi Varsila e Modin potrebbero non essere isolati, si rischia infatti di avere un autunno caldo sul fronte sindacale, parola della CGIL con il proprio segretario regionale William Pezzetta, sentiamolo. C'è il rischio che quest'autunno, poi bisognerà vedere anche gli scenari internazionali, oltre al costo dell'energia, che si vada incontro veramente a problematiche di tenuta, di crisi che noi già stiamo cominciando a intravedere, anche perché il tema non è solo avere o non avere lavoro, il tema è se tu stai dentro, poi anche nei costi rispetto a questo. Permettetemi di dire che c'è sempre ancora di più bisogno, proprio per le esperienze che vediamo oggi, Varsila in primis, di una politica industriale, di creare filiere a casa nostra, perché poi alla fine il fatto che i motori che noi facciamo per le navi e che non c'è un problema di costo del lavoro, perché in Finlandia il costo del lavoro è più alto che il nostro, tutto il know-how, tutta la capacità che abbiamo, ecco, noi dovremmo cercare, oltre a salvare l'occupazione, provare anche a rilanciare questo, magari dentro un'alleanza con Fincantieri. È un discorso che stiamo provando anche noi a proporre anche come sindacato, perché da una parte devi tutelare l'occupazione, ma dall'altra magari dentro queste situazioni qua devi pensare a come tu rilanci la tua industria, come la riprogetti, a come la metti e la fai competitiva, perché solo così puoi tutelare al meglio. La politica, nuovo pacchetto di emendamenti in Consiglio regionale alla variazione di bilancio che domani mattina sospenderà i lavori in occasione dei funerali di Elena Loduca. Sentiamo il servizio. Con i nuovi emendamenti la variazione di bilancio hanno superato il miliardo. In Consiglio regionale proseguono i lavori per l'approvazione della norma scritta dall'assessore alle finanze Barbara Zilli. Oggi sono stati depositati i nuovi provvedimenti. Andiamo a sostenere le manutenzioni straordinarie negli impianti sportivi della nostra regione per 1 milione, andiamo a dare un ausilio anche finanziario alla protezione civile che ha sostenuto spese per oltre 1,3 milioni per l'emergenza incendi e poi diamo destinazione al fondo di 30 milioni di euro per gli interventi di interesse sovracomunale legati alla concertazione con gli enti locali. Circa l'accusa delle opposizioni, l'assessore replica che mi dispiace perché l'entità dell'avanzo di amministrazione ci permette proprio di dare una strategia e anche di ascoltare queste critiche che sono veramente poco fondate. In più sui bonus io credo che chi vive la realtà sappia quanto è necessario poter garantire un ausilio e un aiuto finanziario per sostenere l'emergenza economica legata soprattutto al caro energia, e questa è la risposta più netta. La Regione vuole stare vicino alle proprie imprese, alle proprie famiglie con tutti gli strumenti a disposizione. Complessivamente, ricorda l'assessore, grazie agli accordi Stato-Regione, il Friuli Venezia Giulia risparmierà oltre 2 miliardi di euro dal 2019 al 2026. Veniamo ai dati di oggi della pandemia, i nuovi casi sono 1809, sono stati rilevati con 7875 tra tamponi molecolari e test antigenici, i ricoveri in terapia intensiva sono 7, le persone ricoverate in altri reparti sono 311, 5 decessi, 2 a Trieste, 1 a Udine, 1 a Pordenone e 1 a Gorizia. C'è un aggiornamento per quanto riguarda l'incendio sul Carso, con cui abbiamo aperto anche il nostro notiziario. I Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale Regionale e i volontari della Protezione Civile sono impegnati a fronteggiare il rogo del Monte Brestovec sotto San Michele del Carso. I Vigili del Fuoco stanno operando con le 2 squadre che erano rimaste a Iamiano, dove è sempre operativo il posto di comando avanzato. In supporto alle 2 squadre già presenti sono stati fatti giungere anche un'autobotte chilolitrica, l'Efestus mezzo aeroportuale e la squadra del distaccamento di Opicina con un'autobotte e un mezzo fuoristrada.
E collegato al discorso degli incendi c'è anche la questione della siccità, situazione drammatica, in particolare tra Povoletto e Remanzacco, dove da giorni è stato chiuso l'afflusso alla roggia Cividina. A pagare il prezzo più caro ovviamente sono gli agricoltori. Sentiamo il sindaco di Povoletto. La roggia della Cividina in secca. Nel comune di Povoletto i segni della siccità sono ben evidenti. Da inizio luglio il Consorzio di Bonifica Friulana ha deciso di chiudere l'afflusso al Rio. Non c'è acqua sufficiente per tutti e a pagare il prezzo più caro sono gli agricoltori. Una situazione purtroppo direi drammatica sia per l'agricoltura che per l'ambiente. Il problema è che è stata chiusa e ovviamente tutti lo sappiamo perché non c'è acqua nell'invaso di Zompitta. In realtà sono state giudicate prioritarie le due rogge, quella di Palma e quella di Udine, in quanto che ci sono le opere consortili e ci sono i consorziati che hanno, tra virgolette, maggiori diritti dei nostri agricoltori. Questa è una cosa che giuridicamente ha un senso, però indubbiamente come sindaco mi lascia molto perplesso e contrariato. Vi sentite un po' di serie B? Siamo sostanzialmente di serie B. Domani i consorzi di bonifica della regione si confronteranno sulle conseguenze della siccità, sulla campagna irrigua e le misure adottate per fronteggiare la situazione di crisi. Una speranza c'è e arriva dai bacini di invaso. Io credo che la soluzione non possa che essere quella di affrontare il problema degli invasi o ancor meglio la famosa derivazione dal lago di Cavazzo. Il consorzio sta facendo uno studio geologico. Faremo un tavolo tecnico i primi di settembre per verificare la fattibilità della realizzazione di alcuni invasi. È stato sistemato oggi da CAFC il guasto in via Buonarroti 33 a Filetto Umberto, di cui avevamo fatto vedere anche alcune immagini nel corso del notiziario di ieri, Telefriuli. Ieri alcuni residenti infatti avevano segnalato una grossa perdita da uno dei tubi che corrono nel sottosuolo. Da 2 settimane l'acqua continuava a uscire incessante. Dopo il sopralluogo nel pomeriggio di ieri, i tecnici di CAFC hanno provveduto a riparare la perdita di acqua che fuoriusciva dall'acquedotto. E da un guasto riparato a un nuovo guasto, una tubatura dell'acqua potabile di grandi dimensioni. Si è infatti rotta nel primo pomeriggio di oggi a Udine tra via Caterina Percotta e via Europa Unita. Per completare l'intervento di riparazione il CAFC ha chiuso la condotta interrompendo l'erogazione di diverse utenze della via. Il guasto è stato causato dalla vetustà delle tubature, ha spiegato il vice sindaco di Udine Loris Michelini, e il CAFC è al lavoro per ripristinare la fornitura il prima possibile. Alcune utenze che si erano viste interrompere la fornitura d'acqua, concluso il vice sindaco, sono già state ripristinate. Restiamo a Udine, cerimonia ricca di emozione al parco udinese McBride per il taglio del nastro del totem restaurato e donato 41 anni fa per i 1000 anni della nascita della città di Udine, un simbolo dell'operosità dei friulani all'estero. Servizio. 8,5 metri di altezza, un'opera realizzata 41 anni fa in cedro secolare, e il totem che troneggia nel parco McBride, il cognome dell'elicotterista, precipitato nel 76 mentre con il suo mezzo aereo soccorreva le popolazioni terremotate a Trasanghis. Oggi la presenza di una folta rappresentanza di canadesi appartenenti a 16 focolars attivi in Canada. A 2 passi dal Palamostre di Udine c'è stata la cerimonia inaugurale del restauro dell'opera da parte della tarvisiana Francesca Comello, con il supporto del comune di Udine, Confartigianato e della stessa federazione canadese. Un simbolo dell'operosità dei friulani, come ribadito dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, dal sindaco di Udine e dal presidente dell'ente Friuli nel mondo. Ha sottolineato 2 cose sull'operosità dei friulani, la citazione di Michelangelo. Sì, è importante recuperare anche attraverso questi simboli la capacità del fare con le mani, ed è una bella citazione quella nel film Good Morning Babilonia, quando alcuni artigiani italiani lavoravano alle scenografie del film di Griffith e venivano derisi perché dicevano italiani, mani sulla pancia, sguardo verso il sole. Loro rispondono sì, noi siamo i figli dei figli di Michelangelo e di Leonardo, noi abbiamo restaurato le chiese di Firenze e di Pise, voi di chi siete figli? Cioè, per dire che attraverso questa tradizione del saper fare facciamo grande il nostro Friuli. La giornata è poi proseguita con il congresso di Focolars Furlans della federazione, serie di incontri che andranno avanti sino a venerdì, quando il gruppo si ritroverà a Spilimbergo.
E ora vi raccontiamo una bella storia d'amore a Colloredo di Montalbano, nella scuderia Bella Vista Cavalli. Pochi giorni fa è nato un puledrino, la sua mamma non lo accetta e si rifiuta di allattarlo. Serve una balia per salvargli la vita, grazie a un annuncio su Facebook. Si trova a Piacenza un'altra fattrice che aveva appena perso il proprio cavallino. Il destino li unisce e li fa incontrare in Friuli. Vediamoli. Anche gli animali hanno un'anima, sono capaci di emozioni, amore e coraggio. Lo dimostra la vicenda del puledrino Bocciacco, che pochi giorni fa è venuto alla luce a Colloredo di Montalbano. La sua mamma però non l'ha accettato e si è rifiutata di allattarlo. A nulla sono valsi gli innumerevoli tentativi dei veterinari che nel frattempo hanno allattato al biberon il piccolo sventurato per salvargli la vita. Ma a Piacenza un'altra fattrice ha perso il proprio puledro proprio dopo la nascita. Grazie al tam tam dei social è stato possibile far arrivare in Friuli la cavalla, che subito ha adottato Bocciacco, allattandolo e accudendolo con amore. Nonostante i tentativi di farle accettare il piccolo, non è stato possibile. Abbiamo contattato tutte le nostre conoscenze e abbiamo deciso di mettere un post su Facebook. E questo post è stato condiviso da centinaia di persone, tra i vari contatti anche i proprietari di questa cavalla che aveva partorito pochi giorni fa. Ma l'emozione più forte è stata quando Miss Mondo ha visto il piccolo Bocciacco e subito si sono conosciuti, si sono cercati e si sono accettati e hanno formato questa nuova bellissima famiglia. Ci trasferiamo ora a Cividale, dove prosegue l'edizione 2022 di Mittelfest con sui palchi della città ducale artisti provenienti da ogni parte d'Europa. Al servizio. C'è tanta musica nel calendario di Mittelfest, il festival multidisciplinare di Cividale del Friuli. La chiesa di San Francesco ha ospitato l'Asa Purdi Pushti Nai Govorio, un'esperienza di confronto e di incontro tra Italia e Slovenia, da cui è nato un percorso musicale di carattere europeo. Sul palco artisti dei due paesi e dell'Austria, insieme al pianista Matteo Bevilacqua, che hanno accompagnato gli spettatori tra i leader austriaci, la musica strumentale slovena e le composizioni di musicisti friulani. Al Teatro Ristori sono invece tornati gli Unspeakable Joys, band jazz greca che prende spunto dalla musica tradizionale ellenica per creare uno stile di improvvisazione unico. Prosegue al Museo Archeologico l'installazione di Mats Staub intitolata In Death and Birth in My Life, con una performance per 15 spettatori. Il Circo all'incirca, nel suo tendone allestito nell'Orto delle Orsoline, ha organizzato 2 workshop per bambini e ragazzi sul circo moderno, con giocoleria, acrobatica aerea a terra ed equilibrismo. Per chiudere la giornata, al Curtil di Firmine è stato proiettato Pozzis Samarcanda, il docufilm di Stefano Giacomuzzi sull'impresa di Cocco, che a 73 anni, in sella alla sua moto, da Pozzis ha raggiunto il cuore dell'Asia. E questa era anche l'ultima notizia, vi lasciamo al nostro TG sportivo e vi ringraziamo della vostra cortese e fedele attenzione. Arrivederci.